I risultati di questa 19ª giornata. Ieri sera Padova-Sassuolo 1-0, Atalanta-Albino-Leffe 3-1, Crotone-Cittadella 1-1, ad Empoli Portogruaro-Empoli 3-2, Frosinone-Novara 1-1, a Modena Varese-Modena 2-0, Pescara-Vicenza 1-0, a Piacenza Livorno-Piacenza 1-0, Regina-Grosseto 1-0, Siena-Ascoli 3-0, Triestina-Torino e il posticipo di lunedì alle 20:45. La classifica, il Novara sempre a comando con 41 punti, si avvicina il Siena a 37, Atalanta 36, Varese 32, Livorno e Regina 31, Padova e Pescara 27, Torino e Vicenza 26, Empoli 25, Cittadella Crotone 23, Albino Leffe 22, Grosseto 21, Modena 20, Frosinone 19, poi il gruppone di coda, Triestina, Ascoli, Sassuolo, Piacenza, Portogruaro a 17 punti. Pescara in serie utile da 3 turni, ridotto ai minimi termini per le assenze degli infortunati Gessa, Soddimo, Stojan, Ganci e Del Prete. Vicenza imbattuto da 4 match ed allergico ai pareggi in trasferta, l'ultimo risale al 1° maggio, arbitra la partita il triestino Giacomelli, ma è un successo esterno nelle 8 gare sin qui dirette. Parte decisa, Moriatti trova il varco giusto per Bonanni, il suo diagonale di sinistro termina di poco alto sopra la traversa. Al 26esimo Abruzzesi in vantaggio, corner di Bonanni, deviazione di Maniero, interviene Verratti che appoggia per Mengoni. La gioia di Di Francesco, così come di tutta la squadra biancazzurra. Bisogna poi attendere il 3° minuto della ripresa per annotare un'azione veneta, pericoloso lo stacco del biancorosso abbruscato, di conseguenza Maran corre ai ripari. Doppio cambio al 12esimo, Baclet e Rossi rimpiazzano Braiati e Di Matteo, Vicenza a trazione anteriore con il 3-4-3, ma è sempre il Pescara a menar la danza. Al 26esimo Bonanni vince un rimballo, spista per Cascione che di tacco scarica Pernicco, destro del mediano valdostano che termina al lato. Al 46esimo azione splendida del neoentrato Sansorini, dribbla e tira in aria, centrando il palo e legittimando di conseguenza il franco successo biancazzurro. Il Pescara raggiunge quota 27, la zona playoff più vicina, e all'Adriatico Cornacchia si inizia a sognare. Per il Pescara quinti 8 punti in 4 gare e la società inizia davvero a sognare. Diamo infatti una succosa anticipazione di calciomercato. Il Pescara è vicinissimo all'acquisto di Cristian Bucchi, che arriverà a gennaio qui a Pescara in prestito per 6 mesi. Per il Vicenza invece si arresta la serie positiva, poco tonico oggi la squadra di Maran all'Adriatico Cornacchia, migliore in campo Mengoni, difensore goleador, quello di oggi è il secondo acuto consecutivo. E ribadiamo quindi il risultato qui da Pescara, la squadra biancazzurra ha piegato 1-0 il Vicenza, linea allo studio. Il Pescara stende il Vicenza, KO per l'8ª volta in 10 trasferte stagionali, lo supera in classifica e continua a inseguire da vicino una zona play-off lontana solo 4 punti. Il 4-4-1-1 predisposto da Di Francesco blinda nel primo tempo la porta di Pinna, mettendo in evidenza sulla tre quarti offensiva la buona forma del folletto Verratti e dell'ex Bonanni. È proprio il numero 10 a provarci dopo 11 minuti con un mancino potente che vola via alto sopra la traversa di Russo. In realtà l'unico vero lampo della prima frazione arriva al 28esimo e porta al gol di Mengoni. L'inusuale sponda aerea del più piccolo giocatore in campo viene sfruttata dal difensore per festeggiare la 100ª presenza in Serie B, con il secondo gol consecutivo dopo quello di Livorno. La peggior difesa esterna del campionato si conferma dunque su livelli troppo bassi lontano dal Menti, ed anche l'attacco che gira come sempre attorno alle iniziative di Elvis Abbruscato è troppo leggero. Nel primo quarto d'ora della ripresa un paio di colpi di testa del numero 10 rimbalzano in zona Pinna, ma il 36enne portiere biancazzurro controlla senza alcun patema, sbadigliando annoiato in faccia all'avversario. Sarà per l'estremo difensore un pomeriggio di relax totale ed anche Russo nell'altra area non è certo chiamato ad interventi complicati. Un po' perché la mira degli avanti abruzzesi, vedi la terra di Nicco al minuto 26, è abbastanza rivedibile. Un po' perché le conclusioni nello specchio, vedi sinistro di Ariatti al 40esimo, sono troppo centrali per trovare il bersaglio grosso. Una scossa arriva a fine match con l'ingresso di Sansovini.
La punta nel giro di 2 minuti spreca un contropiede 1 contro 1, concludendo con un sinistro troppo largo oltre il palo della porta vicentina. Poi, dopo una grande azione personale fatta di dribbling e finte nello stretto, ci si mette anche il palo stesso, che respinge beffardamente il mancino a colpo sicuro del numero 9. Si ferma dunque dopo 3 vittorie ed un pari la striscia positiva di Maran, mentre Di Francesco, teso dall'esame a Novara nell'anticipo di venerdì 17, non vuole cedere alle preoccupazioni scaramantiche per meritarsi un Natale da sogno. Cerchiamo di avvolgere il nastro e di capire come è nata la vittoria del Pescara per 1-0 contro il Vicenza. Pescara che sta vivendo un gran bel momento, anche se tu, la tua ex squadra, adesso ci pensavo mentre parlavo, gli hai giocato un brutto scherzo. Avete vinto a Pescara, no? Sì, a Pescara abbiamo fatto una bella partita, abbiamo vinto 2-0. No, però è una bella squadra. Sì, il Pescara stava attraversando un momento un po' così, poi si è ritirata adesso su. Sono un rendimento, anzi, si sono altalenanti, insomma, di tutte le squadre ovviamente, quindi è così, insomma, però Pescara è una buona squadra. Tra l'altro questa, Alfredo, è una vittoria pesante perché di fronte aveva il Vicenza che sì, aveva giocato 3 partite in una settimana, quindi magari poteva essere un po' stanco, però arrivava da un gran momento, era reduce da 4 risultati utili consecutivi, 3 vittorie e un pareggio. Oltretutto il Pescara aveva 3-4 assenti importanti. Bravo, giusto, Sottimo, Gessa. Ha dovuto rivisitare un po'. Ecco, il Pescara è un'altra piacevole sorpresa del campionato, con una strada secondo me diversa, perché il Pescara è più sanguigno e più concreto, forse meno spettacolare, fermo restando che gioca anche delle partite importanti, e sta facendo un campionato assolutamente da elogiare, da evidenziare, perché si è allontanato molto presto dalla zona bassa, ha avuto un momento complicato in avvio di stagione, ma l'ha saputo superare brillantemente. Verratti quando gioca fa bene, eh? Verratti ha appena compiuto 18 anni. Io stavo controllando quel voto. Sì. Infatti dico, partiamo dal presupposto che ha appena compiuto 18 anni e quindi il futuro è assolutamente con Verratti. Vicenza stanco secondo te, Alfredo? Come l'hai visto oggi? Può darsi pure, può darsi che il Vicenza, cioè, quando tu non hai l'organico del Siena paghi, quando tu non puoi pescare paghi, quindi un po' ha pagato, però insomma rispetto a un mese fa la squadra si è brillantemente ripresa, ha giocato anche una partita orgogliosa contro il Siena, si è sbloccato dopo quel famoso derby contro il Padova. A questo Misuraki, indipendentemente dal voto di oggi, che è un'alternativa importante, che ha messo in naftalina Baclé, di Armà non ci sono tracce da un po', quindi anche le gerarchie di inizio stagione sono state abbastanza ribaltate. Si tratta di capire, torniamo sempre lì a bomba sul discorso societario, se questa telenovela della società che è in vendita, non è in vendita, il bonifico, la fideiussione, queste cose qui per gennaio sono molto importanti. 19ª giornata della Serie B-Win, penultimo turno per quanto riguarda il 2010, che all'Adriatico di Pescara mette di fronte i biancazzurri allenati da Di Francesco al Vicenza di Maran. In media stat virtus, dicevano i latini, e questa è proprio la classica sfida da metà classifica. Una vittoria rilancerebbe le ambizioni playoff per entrambe. Dirige Giacomelli di Trieste, assistenti Masotti e Fortarezza nel prepartita Fiori, per ricordare un tifoso del Pescara scomparso un anno fa. Partita che parte al piccolo trotto, la prima azione degna di nota arriva a ferma Pescara solo all'11° con un destro dalla distanza di Cascione che non inquadra la porta. 30 secondi dopo, taglio di Ariatti per Bonanni sulla sinistra, Bonanni risulterà poi uno dei migliori della gara, sinistro in corsa, buona idea, meno la precisione. 27esimo, le azioni si perdono sempre sul nascere, ma è ancora il Pescara a provarci su azione da calcio d'angolo battuto da Bonanni. C'è un'indecisione della difesa con Mengoni che si veste da falco e insacca alle spalle di Russo. Pescara 1, Vicenza 0 in una gara veramente al piccolo trotto. Secondo centro consecutivo per Andrea Mengoni e vantaggio biancazzurro, diciamo meritato. 36esimo, per chi si sta chiedendo se il Vicenza sia in campo, questo è quanto di meglio riescono a fare gli uomini di Maran nella prima frazione di gioco. Sul finire di primo tempo i veneti ci provano ancora in qualche modo, ma sembra veramente impossibile vedere una parata di Pinna. Faro è fermato in qualche modo dalla difesa locale. Comincia la ripresa, nessun cambio nei 22 con Maran che inverte gli esterni, ma dopo 30 secondi è ancora Bonanni che ci prova sulla corsia mancina. Prova a cercare il fondo, a un certo punto decide invece di scaricare su Petterini che crossa di prima intenzione, la difesa però libera dal pericolo sul secondo palo. 48esimo, azione Vicenza, corner dalla destra di Di Matteo, pallone per Abbruscato che schiaccia di testa ma non inquadra la porta e finalmente dopo 48 minuti di gioco si vede la prima azione a firma Vicenza.
54esimo, c'è imprecisione da entrambe le parti, ma un cross di Gavazzi mal calibrato rischia di creare grattacapi a Pinna. Intorno all'ora di gioco Maran prova a cambiare, allora fuori Braiati e Di Matteo, dentro Rossi e Braclé per rinforzare l'attacco. 59esimo ci prova ancora Bruscato di testa, tentativo debole e per Pinna è normale amministrazione. 60esimo, Vicenza che continua a provarci da calcio da fermo, ma dal nugolo di maglie esce il solito pallone innocuo per Pinna. 70esimo, Bonanni prova a suonare la carica ai suoi e sullo sfondamento da sinistra il pallone termina a Nicco che ci prova ma non inquadra la porta. 83esimo, Botta sembra avere finalmente i giri giusti per servire a Bruscato, è il primo pallone veramente giocabile per l'attaccante vicentino che però ci prova, il tentativo è assolutamente vano. 85esimo, Ariatti dalla destra si accentra, sinistro secco dopo aver saltato Botta, facile per Russo. 90esimo, contropiede Pescara con Sansovini che è entrato nella ripresa, è un 1 contro 1 con Ariatti che va a fargli compagnia, Sansovini che spinge, potrebbe servire il compagno al centro, preferisce fare tutto da solo, sinistro che finisce però a lato. Un minuto dopo è ancora Sansovini in mezzo alle maglie avversarie, prova a liberarsi, ci riesce con il sinistro, palo, Russo battuto, e allora finisce così una partita che il Pescara incamera senza alcun tipo di problema. Decide Andrea Mengoni, per il Vicenza una prova ancora più nera della maglia da trasferta.